Allo sport si chiude con una vittoria la stagione agonistica del Treviso Calcio, battuto il Perugia fuori casa, ma per conquistare la Coppa di Lega Pro non è sufficiente lo 0-1. Prova a pungere il Perugia già al minuto 11 con Balistreri che riceve palla a spalle alla porta, si gira e scocca un tiro sul primo palo sul quale Campironi non ha eccessivi problemi. Al 13° ci prova Pupeschi dalla distanza, alto. Al 22° la prima conclusione dei Veneti con Panarelli, la sfera sibila a lato. Al 27° dubbia la chiamata del guardalinee su Balistreri, ottimamente smarcato in area. Alla Moviola all'ultima parola. 28° conclusione di Carlotto dai 30 metri e deviazione in corsa di Ferri Marini. Campironi c'è. Al 30° Benedetti mette un bel pallone dalla sinistra al centro per Ferri Marini. Il gol del boy di San Sepolcro impatta bene di piatto destro ma fallisce la mira per un soffio. E Grifo Show, minuto 31, calcio franco di Capitan Clemente. Ottima traiettoria ma Campironi si inarca e neutralizza. Bella risposta di Perna al 34°, Giordano si tuffa alla propria destra e devia in corner. Al 37° la palla buona sui piedi di Moscati, ma dopo un buon controllo e la conclusione a mancare di forza e il portiere del Treviso para facile. Al 45° ci prova Clemente, controllo in corsa e collo piede sopra la trasversale. Con le immagini di Roberto Ragni siamo nella ripresa, secondo minuto, iniziativa personale di Clemente e conclusione di sinistro sul primo palo. Campironi ribatte ma gli applausi sono tutti per il capitano dei Grifoni. Azione fotocopia un minuto dopo con la firma Ferri Marini, stesso esito, applausi anche per il vice Clemente. Incredibile al sesto, prima su iniziativa di Benedetti, Moscati sulla linea non riesce a deviare efficacemente, quindi sulla respinta la conclusione di Clemente viene salvata sulla linea, Campironi battuto. Risposta dei Veneti al minuto 10 sulla battuta a incrociare di Reginato, autore del gol del Treviso nella gara di andata. Giordano si oppone da gran portiere. 21° azione travolgente Borgese, Clemente, Tozzi Borsoi, ultimo tocco che però vanifica tutto. 29° ancora tentativo di torsione di Tozzi su traversone di Zanchi, a lato. Al 35° quanto meno te l'aspetti il Treviso trova la rete del vantaggio, azione su palla inattiva che parte da Torromino, palla che rimbalza in aria, viene respinta da Giordano, rimessa al centro dalla sinistra con la difesa che sbanda e Cernuto che insacca indisturbato. 0-1. 43° un ottimo riflesso di Giordano sul colpo di testa del solito Cernuto evita il raddoppio del Treviso, la respinta di Fiede è tempestiva ed efficace. A tempo quasi scaduto c'è tempo per il capitano Bandiere di farsi espellere per reiterate proteste. Termina 1-0 per il Treviso, ma è il Perugia ad aggiudicarsi la Supercoppa di categoria in virtù del risultato dell'andata.